Le 7:30 di venerdì 13 febbraio, ben svegliati e ben ritrovati con Buongiorno Regione, ultimo appuntamento della settimana con la nostra trasmissione del mattino. Studenti imprenditori che per far fronte ai problemi di bilancio del loro istituto aprono un ristorante didattico e coltivano i prodotti biologici dell'orto scolastico. Oggi vi portiamo nell'istituto alberghiero di Tortolì, dove gli alunni si rimboccano le maniche per fare i conti con bilanci sempre più magri. Una scuola superiore trasformata in una start-up per ammortizzare i costi. Oggi vi raccontiamo la singolare esperienza dell'istituto alberghiero di Tortolì alle prese con finanziamenti che non bastano a coprire i costi di gestione. Qui allora gli studenti coltivano i prodotti biologici dell'orto scolastico che poi vengono serviti sulle tavole del ristorante didattico oppure usati nei servizi di catering che la scuola fornisce a varie istituzioni. Ci racconta la loro storia l'inviata Valentina Feno. Oggi avevamo un menù abbastanza complesso perché avevamo una trilogia di antipasti con una tartare di gamberi con delle nocciole tostate, del salmone affumicato e poi avevamo dei gamberi con della pasta cataifi. Poi avevamo due primi, un tortello con i ceci e le cozze e uno spaghetto fresco con le verdurine, la julienne di verdure. Avevamo due secondi, un tournedo di spigola e polpo e un polpettone tradizionale e poi abbiamo fatto un dolce carnevalesco, visto che insomma il carnevale è alle porte. Queste verdure andranno a finire nella mensa del convitto residenziale che abbiamo alle spalle o nelle cucine del nostro ristorante didattico o per le esercitazioni dei nostri ragazzi all'Ipsar nella sede centrale. Fare di necessità virtù, in certi casi è un imperativo a cui non ci si può sottrarre. Accade all'istituto alberghiero di Tortolì, dove alle esigenze del bilancio si fa fronte trasformando la scuola in una start-up. Facciamo del catering per conto della Regione, dell'Università di Cagliari, della Camera di Commercio. Abbiamo un ristorante didattico che abbatte i costi delle nostre esercitazioni, quindi una persona esterna può venire a gustare i nostri piatti, il frutto della nostra attività con una piccola donazione liberale. Oppure facciamo appunto produzioni di orticoli e di frutta attraverso l'azienda agraria. Abbiamo un bar all'interno della struttura centrale che è un ulteriore elemento di autofinanziamento per le nostre magre casse scolastiche. 700 studenti per i 3 indirizzi, alberghiero, sociosanitario, agrario. A questi dall'anno prossimo si aggiungerà l'indirizzo nautico e per effetto del dimensionamento scolastico approvato dalla Regione il numero di iscrizioni salirà a 960. Secondo i calcoli del dirigente scolastico il costo per mantenere l'offerta didattica ammonta ogni anno a 300.000 euro, ma tra finanziamenti provinciali e statali la scuola riesce a ottenere non più di 50.000 euro all'anno. La tassa di iscrizione per ogni alunno è negli ultimi 3 anni di 75 euro all'anno. Così l'istituto si trasforma in impresa per ammortizzare i costi vivi dei laboratori. Macchinari e materie prime sono ripagati con le collaborazioni esterne che la scuola ha intessuto con le istituzioni a cui fornisce servizi di catering. Nel ristorante scolastico è possibile, lasciando un'offerta, mangiare un pasto completo. I prodotti sono tutti frutto dei 22 ettari di orto della scuola rigorosamente coltivati con tecniche biologiche. Una cosa che funziona è selezionare varietà resistenti alle malattie, un'altra cosa che funziona è mettere a dimora delle piante come per esempio stiamo facendo qui in questo fruttetto, che praticamente hanno un ciclo biologico sfasato rispetto al ciclo biologico del parassita. I parassiti del pesco attaccano il pesco soprattutto nel periodo primaverile. Noi abbiamo messo delle pesche che maturano a settembre. Per ampliare l'offerta scolastica l'istituto collabora con diverse istituzioni pubbliche e private della zona, ASL, Coldiretti, Confesercenti, una cooperativa sociale e l'Associazione dei Cuochi Italiani sono solo alcune di queste. I programmi di alternanza scuola-lavoro favoriscono le esperienze di stage in Italia e all'estero. In cosa ti stai specializzando? Fare sala bar, settore sala bar. E tu stai per partire per andare a fare uno stage all'estero? Il progetto Erasmus Plus, che comprende 2 settimane di stage appunto all'estero, in Cornovaglia, più una settimana di corso di inglese. Come mai la scelta del settore alberghiero?
perché qua in Ogliastra è il settore che ha più lavoro, quindi noi come usciamo da questa scuola troviamo quasi sicuramente un lavoro. Il tuo obiettivo sarebbe quello di rimanere nella tua terra, non vorresti andare a lavorare in giro per il mondo? Il mio obiettivo sarebbe girare il mondo grazie a questo lavoro, che appunto è l'unico lavoro che a parer mio dà questa opportunità. Ora l'istituto punta a far riconoscere i costi dei propri laboratori e chiede che gli stanziamenti non siano commisurati soltanto al numero di alunni, ma tengano conto anche dei costi di materiali, energia e macchinari in contesti complessi come una cucina o un orto.